Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Prealpina.it. Apriamo con la cronaca. È il 23enne Emanuele Roccu, la vittima della sparatoria avvenuta nella tarda serata di ieri a Turbigo in pieno centro. Tutti i dettagli nel servizio con le immagini di Walter Todaro di Publifoto. Notte di sangue a Turbigo. Un morto, una persona ricoverata in gravissime condizioni e un ferito a una gamba. È il tragico bilancio di quanto accaduto ieri sera poco dopo le 23:30 in via Allea Comunale, a pochi passi dalla sede della polizia locale, dove alcune frasi fuori luogo hanno dato vita a una sparatoria mortale seguita da un tentativo di vendetta sommaria. Tutto sarebbe avvenuto a una festa di compleanno. Tutti albanesi i protagonisti della vicenda. Forse per qualche parola di troppo, un uomo di 35 anni ha estratto una pistola di piccolo calibro e ha fatto fuoco contro un 23enne, colpendolo al petto e alla trachea. Il ragazzo è morto all'arrivo in ospedale a Legnano, non c'è stato nulla da fare. Uno degli altri colpi esplosi ha ferito a una gamba un altro ventenne, portato, non in pericolo di vita, a Busto Arsizio. Poco dopo, gli amici del defunto hanno aggredito l'uomo armato picchiandolo fino a ridurlo in fin di vita. Ora è ricoverato in gravi condizioni a Gallarate. Sul posto sono intervenuti, oltre ai soccorritori del 118, i carabinieri di Legnano, Castano I e Busto Garolfo. I rilievi sono andati avanti fino alle 4 di mattina. Si attendono in giornata le conferme dell'accaduto e ulteriori particolari emersi durante le prime fasi dell'indagine. Sia la vittima sia il ferito a una gamba sarebbero residenti da anni a Turbigo, mentre l'uomo che ha aperto il fuoco vivrebbe a Milano. Notte di sangue anche a Rescaldina, un altro giovane ferito gravemente nei boschi del Rugareto a 5 mesi dall'omicidio di un pusher marocchino. Un altro marocchino, 24enne, è stato ricoverato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Garbagnate per una ferita da arma da fuoco, presumibilmente da fucile all'altezza della spalla destra. Dalle prime informazioni raccolte dai carabinieri della compagnia di Ro, l'aggressione sarebbe avvenuta proprio all'interno del bosco del Rugareto, sul territorio di Rescaldina. L'episodio sarebbe legato a un regolamento di conti sullo spaccio di stupefacenti nella zona. Tragedia in Valle Verzasca. Wassim Ben Soltana, ventenne di Varese, è morto ieri nelle acque del fiume Verzasca in zona Aquino. Il giovane è stato trascinato a valle dalla corrente annegando. Questa la dinamica della tragedia secondo una prima ricostruzione fatta dalla polizia cantonale. Sul posto sono intervenuti proprio gli agenti della cantonale e in supporto quelli della polizia intercomunale del Piano, nonché i soccorritori del Salva e della Rega. L'incidente della funivia si sarebbe potuto evitare con i dovuti controlli e le manutenzioni, è quanto emerge dalla relazione dei periti sulle cause della tragedia del Mottarone. Ce ne parla Maria Elisa Gualandris. La tragedia della funivia si sarebbe potuta evitare con i dovuti controlli e manutenzioni, è quanto in sintesi emerge dalla relazione depositata dai periti alla cancelleria del GIP del Tribunale di Verbania sulle cause della caduta della cabina numero 3 che il 23 maggio 2021 è costata la vita a 14 persone. I periti chiariscono che la causa primaria della tragedia è stata l'esclusione del sistema frenante con l'apposizione dei forchettoni. Purtroppo una prassi, quella di bloccare i freni di emergenza, che è emersa dalle immagini delle videocamere del sistema della funivia che hanno più volte ripreso le cabine che viaggiavano con i forchettoni tra l'8 e il 23 maggio. In caso di rottura della fune, il sistema frenante avrebbe dovuto infatti ancorare la cabina alla fune portante e si sarebbe così evitata la tragedia. Per quanto riguarda invece le cause della rottura della fune traente, secondo i periti essa presentava segni di degrado antecedenti al 23 maggio del 2021. Il 68% dei 114 fili che la compongono presentavano segni di fatica e corrosione che si sarebbero potuti rilevare con i dovuti controlli che devono essere specifici e programmati secondo la normativa, ma che, a quanto risulta dalla documentazione sequestrata dalla procura e disponibile agli atti, non erano stati svolti da tempo. Restiamo nel VCO, i carabinieri della stazione di Stresa hanno denunciato un ragazzo di 23 anni incensurato con l'accusa di detenzione e coltivazione di sostanze stupefacenti. Nella sua abitazione hanno infatti trovato una piccola serra con 3 piante di marijuana. I militari si sono presentati a casa sua dopo la segnalazione anonima, rivelatasi infondata, della presenza di una persona ferita a colpi di coltello.
Cambiamo decisamente argomento e spostiamoci a Busto Arsizio. Il professor Fabrizio Pregliasco è stato oggi alla Sala Comunale Tramogge Molini Marzoli, dove ha parlato dei nuovi scenari legati al coronavirus. Vediamo il servizio realizzato da Luigi Crespi con le immagini di Federico Mari. Dottor Pregliasco, un virologo di fama nazionale, cosa dobbiamo aspettarci dal virus per il prossimo inverno? Siamo in una fase di transizione tra quella che è stata la pandemia a una fase endemica, cioè di presenza del virus, che non dobbiamo immaginarci come presenza continua e costante su piccoli numeri, ma con andamenti ondulanti, che speriamo, salvo l'insorgenza di nuove varianti particolarmente aggressive, saranno onde come quelle di un sasso in uno stagno. Ma tutto questo non ci deve far abbassare la guardia e dimenticarci di un virus che in qualche modo qualcuno ha fatto passare come ormai raffreddorizzato. No, purtroppo lo vediamo, nelle persone fragili determina effetti e lo farà ancora pesanti. Fondamentale la differenza rispetto a quello che succederà sarà l'adesione alla vaccinazione anti-Covid, non più universale, non più obbligatoria, con tutti quegli elementi, come dire, divisivi che questa scelta, a mio avviso, fondamentale è stata fatta nei momenti di emergenza, ma di adesione, di raccomandazione per i soggetti fragili, che devono anche considerare l'opportunità della vaccinazione antinfluenzale, perché quest'anno ci aspettiamo nell'inverno, questo è almeno la previsione, poi vedremo se sarà reale, ma prepariamoci a questo, a un rialzo di virus e di presenza di Covid, di influenza, che sono patologie che, essendo così ampiamente ancora diffuse, possono determinare numeri a cui ci siamo abituati ultimamente. 50-60 morti al giorno sembra la norma, ma è un qualcosa che possiamo evitare anche con l'adozione finalmente di terapie antivirali specifiche, sempre dedicate alle persone più fragili. Spostiamoci adesso a Varese, flash mob oggi per la mobilità sostenibile. Vediamo il servizio realizzato da Stefano Benvenu di Agenzia Blitz. Oggi noi di Varese FIAB Ciclocittà siamo qui in 2 parcheggi di solito blu e dedicati alle auto con altri oggetti, fiori, tavolini, nell'ambito del Parking Day, che è un'iniziativa che nasce in America ma poi si diffonde a macchia d'olio e il 17 e il 18, quindi oggi e domani in Italia, per iniziativa della FIAB Italia, per dare quale messaggio? Che le automobili, i parcheggi, automobili in movimento e in sosta sono troppe nelle città, sono troppe e soffocano alcuni luoghi, in particolare a Varese questo luogo su cui si affaccia il cinema e altri esercizi commerciali. A noi sembrerebbe più bello, lo vediamo possibile migliorarlo togliendo parcheggi auto e mettendo altro. Cos'altro? Non ovviamente fiori come oggi, come in questo momento, ma mettendo spazio per chi cammina, per chi pedala, il doppio senso per chi pedala. Sicuramente noi siamo ovviamente un'associazione che difende la ciclabilità e quindi migliorabile con un migliore uso per le persone che vanno a piedi, che camminano, le persone insomma che vogliono vivere la città in un modo migliore rispetto a stare chiusi dentro una macchina in fila o con il problema di dove parcheggiare o di pagare il parcheggio. Ecco. I parcheggi ovviamente ci vogliono, ma ci vuole anche questo, ci vuole anche più spazi e spazi più belli per vivere meglio a Varese, come dice il nostro slogan alle mie spalle. Meno auto, più spazio per vivere Varese. E sempre a Varese il premio Chiara entra nel vivo, ce ne parla Mario Visco nel servizio con le immagini di Alessandro Perroni di Agenzia Blitz. Gli Stati Uniti di Francesco Costa col suo California, Villa Andrea Ponti, mercoledì 21 settembre a Varese, poi l'incontro coi finalisti del concorso giovani, domenica prossima a Sala Montanari, sempre a Varese, e tanti altri appuntamenti. Non ultimo quello relativo ai corti trasposti dai racconti del grande maestro Piero Chiara, sì, proprio lui, lo scrittore, critico, saggista, a cui è intitolato il premio che gli è dedicato dagli amici dell'Associazione Piero Chiara, ovvero dai 2 motori, Bambi Lazzati e Romano Aldrini, che questa mattina al Castello di Masnago hanno presentato l'edizione 2022. I finalisti Michele Mari, Antonio Pascale e Alessandra Sarchi, ma per conoscere il vincitore, e la giuria tecnica ha già fatto capire che una mezza propensione ci sarebbe anche, basterà guardare come è andata a finire l'edizione del Premio Campiello 2022. E questa era l'ultima notizia, l'appuntamento con l'informazione di prealpina.it torna domani sera alle 19, una buona serata.